cos'è il Fusion Rehab? Perché abbiamo scelto una parola così difficile? Potrebbe sembrare difficile. In realtà è una combinazione proprio di trattamenti, Fusion Rehab, perché parliamo di una riabilitazione. Parliamo di una riabilitazione neurocclusale, quindi di pazienti adulti ai quali è stato diagnosticato durante la visita attraverso i nostri test, ci siamo resi conto che ci sono delle problematiche disfunzionali e quindi abbiamo bisogno di intanto alleviare il paziente dai sintomi, quindi sintomi più frequenti quali possono essere il mal di testa frequente, male al collo, dolore all'articolazione, alla masticazione, quindi ci ritroviamo spesso di fronte a pazienti che hanno proprio necessità di liberarsi da questa sintomatologia e quindi il BITE ci permette di fare una prima terapia di circa 6 mesi per far scomparire i sintomi o quantomeno ecco, quelli più intensi. Il BITE poi ci darà un'informazione. Cosa fa il BITE? Ci dice dove la mandibola ha bisogno di stare, quindi fa rilassare i muscoli della masticazione e quindi la mandibola è libera di andare nella sua posizione più corretta. Quando abbiamo trovato quella posizione, è un'informazione molto importante che non dobbiamo perdere, anzi dobbiamo riprodurla in bocca perché non possiamo vivere tutta la vita col bite. E quindi cosa si fa? Si sfruttano i primi e i secondi molari per fare noi li chiamiamo rialzi, sostanzialmente sono delle ricostruzioni che riproducono l'altezza del bite solo nella parte posteriore e quindi attraverso queste ricostruzioni noi sappiamo qual è la posizione in bocca, abbiamo fissato una posizione in bocca che è quella in cui i nostri muscoli, il nostro sistema vuole stare. E quindi per fare tutto ciò poi non possiamo lasciare un buco davanti, quindi avere solo i molari che toccano e tutto il resto non avrà più contatto. E quindi quella posizione diventerà la posizione di tutti i denti grazie agli allineatori trasparenti. Quindi noi elaboreremo il nostro sistema di allineatori, il nostro programma di allineatori sulla base di quella posizione che abbiamo dato ai molari. E quindi al termine di tutto ci ritroveremo in una bocca che sarà riabilitata completamente, avremo cambiato completamente i contatti occlusali, i contatti che c'erano all'inizio tra i denti e riportato alla posizione trovata dal bite e quindi quella che ci permette di star bene.